Questo campo seminato è nel Polesine. Nei suoi solchi c'è il grano. È passato solo un anno dalla catastrofe. Allora queste terre apparivano quasi cancellate dal corpo vivo del paese. Ci fu chi parlò di 10 anni di carestia. Invece è nata e si è svolta l'opera forse più strabiliante di questi anni. L'opera che in qualche mese ha ridato la vita a una terra e a un popolo distrutti in poche ore. Le bestie che ora tornano a trascinare le macchine agricole sono quelle strappate alla furia delle acque. Gli attrezzi del contadino sono ancora sui campi e quando l'erpice di un aratro solleva le zolle di un campo e lo prepara a ricevere la semina, allora gli uomini possono di nuovo sperare nel futuro. Di famiglie come questa ce ne sono a migliaia. Hanno difeso tutti la loro mensa e il loro focolare, quasi con i propri corpi. Nelle favole dei nonni ci sarà d'ora in poi anche quella dell'alluvione, la favola tremenda della pazzia del Po. Accadde un anno fa, come oggi. Questa gente ricorda anche il momento preciso. Fu alle 18:15 di un mercoledì di novembre. Il Po ruppe in 3 punti. La rotta più grave fu quella di Occhiobello. Il Polesine fu invaso da 8 miliardi di metri cubi d'acqua, un mare impetuoso che dilagava a perdita d'occhio. Un'intera provincia italiana era tornata in 48 ore 100 anni addietro.